Ed eccoci ragazzi all'interno del giorno dell'assedio. Come potete ben vedere ci troviamo davanti a una montagna di nebbia che proprio copre direttamente tutta la zona d'attacco, il nostro campo di battaglia. La visibilità è ridotta, tutte le navi e le unità da tiro hanno minor precisione e portata. I nemici in lontananza sono nascosti dalla nebbia. Potrebbe essere un'ottima idea combattere con questa nebbia, però sicuramente le nostre unità da tiro hanno minor precisione, quindi sicuramente anche le nostre macchine d'assedio, le quali saranno importantissime all'interno di questa battaglia. Vediamo di attendere qualche attimo. Attenzione, pioggia! Gli arcieri non possono utilizzare le frecce infuocate. È più difficile applicare il fuoco a navi ed edifici. Le unità necessitano di più tempo per riposarsi quando sono ferme. Potremmo combattere anche con questa neve appunto d'inverno, proprio perché avete visto con l'aggiunta delle stagioni come sono andati a modificare direttamente i paesaggi. Bene, siccome vorrei utilizzare il proiettile esplosivo con le nostre sicuramente baliste o anche con i nostri onagri, vorrei attendere qualche anno magari per ottenere un vantaggio in più a livello meteorologico, magari ottenendo un bel tempo asciutto. Vediamo se possiamo farcela. Ancora pioggia, maledizione. Abbiamo l'ultima possibilità, ragazzi. Vediamo di tentare la fortuna. Attenzione, ancora pioggia. Niente, mi sa che dovremo combattere nettamente in queste condizioni atmosferiche. Certamente le nuove stagioni hanno influito sul nostro campo di battaglia, quindi dovremo accontentarci. Allora, combatteremo combatteremo certamente con due eserciti al nostro cospetto. Sul frontone est potete notare il nostro esercito principale, il volere di Andraste, il quale possiede ben due baliste britanniche, le quali saranno fondamentali per attaccare la cittadina dal frontone est. Intanto non si vede un accidente con questa neve. Allora, vediamo un po'. Io direi di posizionare intanto le nostre baliste su questo frontone. Allora, gli avversari sicuramente si raggrupperanno da questa parte, vicino al centro della piazza. Quindi io dovrei avere una visione abbastanza ampia per riuscire a colpirli secondo tutte le prospettive. Intanto andiamo a collocare queste baliste da questa parte. Vediamo un po'. Potrebbe essere un'idea, visto che i nostri rinforzi arrivano dal frontone opposto, dal frontone occidentale. Allora, io condurrei l'esercito dei vincitori di Ubrauco proprio da questa parte. Cercheremo quindi di sconfinare verso questa zona principale, questa specie di zona del mercato. Quindi penetreremo da questa parte con un esercito e con l'altro cercheremo quindi di aggirare il nemico magari da questa parte con delle unità, e cercheremo anche di sfondare dal centro. Quindi le nostre baliste possono essere messe magari in questa posizione per offrire un fuoco di supporto. Collocheremo un'unità di lancieri per tenerle al sicuro e creeremo quindi un unico gruppo. Benissimo. Allora, vediamo un po'. Perfetto, le nostre unità del volere di Andraste sono al massimo della loro forma. Potete vedere anche hanno armi di livello 2. La prima linea sarà composta dai nostri soliti frombolieri, quindi vediamo un pochettino quello che possiamo fare. Magari delle unità di frombolieri poste in prima linea. Vediamo un po'. Così possono andare abbastanza bene. E in seconda linea vediamo di porre anche 3 unità, se possiamo, di lancieri. Vediamo se riusciamo a porli proprio da questa parte. Ottimo, anzi io direi di va bene, per adesso facciamo così. Poi magari modificheremo l'esercito con il corso della battaglia. Visto che è sempre il campo di battaglia in continuo divenire, attenderemo quindi il momento esatto per cambiare la nostra strategia. Allora, le nostre unità d'assedio vediamo di porle le nostre unità di schermagliatori vediamo di porle nella maniera corretta. Ecco, il gruppo di soldati con spada, visto che un'unità di secondo ordine, un'unità secondaria, vediamo di porla nella parte sinistra della nostra mappa per dare un'occhiata al territorio. Allora, vediamo di posizionare anche il nostro generale in ultima linea. Benissimo. Ok, mai abbiamo combattuto con la neve, ragazzi. Vediamo di selezionare tutte le nostre unità secondo un unico fronte e raggruppiamole. Benissimo, allora io direi, ragazzi, di iniziare immediatamente la battaglia, visto che non abbiamo più problemi a livello di composizione dell'esercito, e vediamo un pochettino quello che ha nascosto l'avversario dalle sue parti. Allora, le nostre unità avanzeranno fino alla staccionata per dare un'occhiata. Le baliste faranno qualche passo avanti per capire. Ah, ecco, no, quale passo avanti? Gli avversari sono proprio davanti a noi, quindi inizieremo a far anzi, no, aspettate. Prima di aprire il fuoco, i nostri rinforzi sono arrivati. Io attenderei che le unità si fermino per riuscire ad avere una maggiore precisione. Quindi avanzeremo con le unità fino a questo, più avanti, va bene, fino a questo punto. E con queste altre unità cercheremo di stare un po' più attenti. Ecco, attenzione, una flotta spartana si accinge a scendere direttamente a terra. Eccoli qua, gli uomini migliori spartani. Quindi tenteremo di fare una sorta di intercettazione. Vediamo di intercettare gli avversari, ragazzi. Poniamo le nostre truppe proprio di fronte alla riva per attendere quindi il loro arrivo. I nostri vincitori
di Ubrauco stanno arrivando e li collocheremo direttamente da questa parte. Ah, dimenticavo, visto che non sono riuscito, ragazzi, a salvare direttamente la partita precedente, i nostri vincitori di Ubrauco sono stati colti da un agente, quindi qualche unità ha perso colpi, come per esempio i gruppi di soldati scelti con spada, qualche cavalleria, però ancora siamo integri. Allora, voi avanzate, ragazzi, intanto concentriamoci dall'altra parte. Le baliste hanno... No, ragazzi, attenzione, non sprechiamo i proiettili che sono davvero importantissimi. Allora, voi cercate di concentrare il fuoco quando ve lo dico io. Ancora, ragazzi, state fermi, non iniziate a sparare. Allora, stanno arrivando qua uomini nemici, ragazzi, però muoviamoci, maledizione. Vediamo di metterci un po' più indietro, magari. Benissimo, attenzione che arrivano qua direttamente dei frombolieri loti. Vediamo di comporre la formazione in maniera diretta. Il nostro generale sta per arrivare, le cavallerie alleate stanno appunto per giungere al luogo del contatto. Attenzione, intanto frombolieri loti davanti al nostro esercito iniziano già a scagliare frecce sul nostro generale. Il nostro generale è già sotto attacco, maledetti, già sanno quello che devono fare. Vediamo se i nostri uomini, vediamo se riescono ad aprire il fuoco. Avanti, ragazzi miei, vediamo se riusciamo a buttarli al tappeto. Iniziamo a combattere, fuoco a volontà, fuoco a volontà. Distruggiamoli, vediamo un pochettino. Ondata di frecce sugli avversari, grandioso. Allora, il nostro gruppo di soldati con spada da questa parte. Ok, iniziamo quindi il contatto a fuoco, ragazzi. Cerchiamo di eliminare questa unità nemica. Perfetto. Allora, cerchiamo di stare attenti anche per cerchiamo di stare attenti anche al frontone opposto nel caso gli avversari dovessero accerchiarci. Allora, stiamo arrivando, vediamo di porre i nostri uomini qui, perfetto. E esauriremo prima tutte le nostre munizioni con le macchine d'assedio. Ecco che appunto giungono sulla costa alleata, diciamo, i frombolieri loti, rinforzi, ma sono stati accolti da una grande quantità di pietre diretti dai nostri frombolieri addestrati, certamente in Inghilterra. Ecco che arrivano direttamente dall'alto un sacco di pietre sugli avversari che a quanto pare sono agricoltori, hanno il cappellino a quanto pare. Vediamo un po' e appunto sono sconcertati per tutto quello che sta accadendo. Però non vorrei essere preso dall'altra parte, quindi le nostre cavallerie tenteranno di darci una mano coprendoci il frontone opposto. Allora, va bene, ma le nostre baliste, se non sbaglio, non hanno una portata molto ampia per colpire quegli uomini. Allora, vediamo un po'. Sì, io direi di posizionare le nostre baliste proprio qui. Va bene, perfetto. Con le nostre lance, ottimo. Allora, vediamo qua quello che sta succedendo. A quanto pare continua la pioggia incessante di pietra al di sopra degli avversari. Attenzione, la cavalleria cittadina che continua a essere bersagliata dai nostri uomini. Vediamo un po' quello che riescono a combinare. Vediamo se riusciamo a gettare tutti gli avversari al tappeto. Tutti i nostri frombolieri stanno iniziando a far fuoco nella maniera migliore. Vediamo se possiamo eliminare definitivamente tutti questi spartani reali, ragazzi. Concentrate il vostro fuoco su questa unità. 120 uomini devono essere buttati al tappeto, l'unità più pericolosa. Avanziamo, dobbiamo eliminarli. Vediamo se riusciamo a gettarli al tappeto. Forza, magari in velocità aumentata per quanto riguarda il tiro. Avanti, ragazzi, eliminiamoli. E addirittura il generale dell'altro esercito, vediamo se riusciamo a intercettarlo. Le nostre cavallerie ancora non ci sono, però dobbiamo cercare di buttare al tappeto questi uomini. Andiamo, vediamo se riusciamo ad intercettarli magari con quest'altra unità che viene da questa parte. Avanti. Le pietre stanno partendo, perfetto. Spartani reali intercettati direttamente da questa parte. Cerchiamo di bloccarli. Dobbiamo bloccare il generale nemico. È che siamo troppo lontani con le nostre cavallerie. Dovevo intercettare, ragazzi, questi uomini appunto con le unità d'attacco, non solo con le unità di schermagliatori. Perfetto, continuiamo magari a far diminuire il loro numero, perché potrebbero essere letali nel combattimento. Avanti. Intanto stanno continuando. Attenzione, forse le nostre cavallerie, vediamo se riescono con una carica frenetica a intercettare gli ultimi uomini del generale. Attenzione, ragazzi, vediamo se possiamo portare in avanti anche qualche altra bella unità. Avanti, ragazzi miei, vediamo se riusciamo a bloccarli. Rimane solo qualche piccolo soldato indietro. Avanti, che ci riusciamo. Vediamo se riusciamo a bloccarli. Avanti, che forse siamo riusciti a prenderli. Avanti, eccoli, li abbiamo attirati, perfetto. Vediamo se possiamo tornare indietro. Torniamo indietro, vi aspetterà una pioggia di pietre. Andiamo, stiamo facendo avanzare tutto il nostro esercito da questa parte. Avanti, eccoci. Avanti, ragazzi miei, attendiamo un attimo, proprio così, per temporeggiare. Vediamo quello che accadrà da questa parte. Ci sono appunto i nostri grandi, eccoli, che appunto tentano di fuggire nuovamente. Vediamo se possiamo inseguirli. Avanti, vediamo un pochettino. Eccoli, perfetto. Abbiamo i nostri spadaccini qui in prima linea. Ok, stanno avanzando tutte le nostre unità migliori. Vediamo se possiamo portare avanti anche altri uomini. Perfetto, eccoli che arrivano. Allora, vediamo un pochettino, li stiamo intrattenendo per benino. Vediamo un po'. Ok, le nostre cavallerie stanno per tornare indietro. Benissimo. Allora, ma a me importa solo che rimaniamo in questa posizione, che i nostri frombolieri riescono a decimarli. Vediamo se riusciamo a buttarli al tappeto, ragazzi. Ottimo, la nostra altra unità di cavalleria sta arrivando. Vediamo un po' di concentrarci su questa parte.
I nostri frombolieri già stanno iniziando a far fuoco. Queste unità cercheranno di avanzare da questa parte, tanto per tenere la situazione sotto controllo. Intanto partono ondate dirette. Avete fatto bene, ragazzi. Le baliste con i proiettili anzi esplosivi. Avevo visto delle unità, maledizione, sono scomparse. Ah, eccole qui, perfetto. Ma no, siamo troppo lontani ancora. Avanziamo, ragazzi, avanziamo per trovarli. Allora, vediamo un po' ancora qui cosa sta succedendo. Attenzione, gli spartani caricano direttamente i nostri uomini. Vediamo di attendere un attimino. Torniamo un po' indietro per cercare di colpire questi dannati come meglio possiamo. Vediamo se arrivano le nostre pietre. Con questa pioggia incessante, anzi con questa neve, non si riesce a dare un'occhiata diretta alle nostre cavallerie. Arrivano tantissime unità perché questo, ragazzi, è il generale nemico. Vediamo se possiamo farlo a pezzi, le modalità cacciatori di teste. Vediamo se possiamo eliminarlo direttamente. I nostri frombolieri dovranno cessare il fuoco. Allora fermatevi. Perfetto. Allora vediamo di continuare. Speriamo che riusciamo a farcela. Allora i frombolieri, vediamo di concentrare il loro fuoco diretto da un'altra parte. Allora io direi di porli direttamente qui. Perfetto, anzi ne lascerei solo uno da questa parte. Ok, li stiamo contrattaccando, ragazzi. Vediamo se con la nostra modalità cacciatore di teste riusciamo ad eliminare gli uomini del generale nemico. Intanto partono dei colpi dall'altra parte. Io qui non sono riuscito a organizzare l'esercito perché è arrivato tutto d'un fiato. I nostri frombolieri in prima linea, eccoli qua, per tentare di assaltare gli avversari. Altre unità di lancieri. I nostri uomini stanno appunto arrivando. I nostri grandi uomini d'assedio anche nelle retrovie. Qua vanno bene, grandioso. E tenteremo quindi di eliminare anche l'ultima truppa nemica. Vediamo quello che sta succedendo. Attenzione, attenzione, gli spartani reali risoluti. Però purtroppo i nostri guerrieri con spada stanno subendo diverse perdite. Vediamo un po'. Ancora abbiamo ottimi uomini che stanno cercando di avanzare. Le cavallerie li portiamo anche da questa parte. Vediamo un pochettino quello che sta accadendo. Mi sembra che abbiamo altre cavallerie in combattimento. Ok, cerchiamo di eliminare questi ultimi uomini. 36, perfetto. Altri proiettili delle nostre baliste direttamente sul suolo nemico. Proiettili esplosivi per tentare quindi di eliminare gli avversari. Ok, allora ragazzi, attenzione, cerchiamo di sistemarci. Mettiamoci indietro, fermiamoci nelle retrovie. Ok, gli arcieri dovranno rimanere sempre nella loro postazione iniziale. Intanto forse con i nostri trabucchi, chiamiamoli in questa maniera, riusciamo a iniziare a far fuoco. Le nostre baliste sicuramente, perché hanno una portata maggiore, ragazzi. Ecco che continuano ad arrivare dal cielo innevato direttamente cannonate. Però purtroppo non abbiamo neanche una grande precisione. Vediamo di concentrarci direttamente su questa parte. Picchieri spartani. Ok, cerchiamo di eliminare il più possibile gli avversari. Ottimo. Allora, vediamo un pochettino da questa parte quello che sta accadendo. Mi sa che stiamo eliminando il generale. Il generale nemico è morto. Grandioso, proprio quello che volevo. Con questa unità d'attacco cercheremo di avanzare quindi da questa parte per tentare un assalto quindi verso queste zone. Allora procediamo. I nostri frombolieri e le nostre... Ah no, non facciamo questo brutto errore. Prendiamo 2 lancieri e li portiamo dietro questi frombolieri da questa parte. Ok ragazzi, un attimino appunto un attimo di calma. Intanto stanno avanzando altri opliti. Perfetto. Le nostre cavallerie per adesso faranno da scorta ai nostri frombolieri. Vediamo di portarli in città al più presto. Ok, tenteranno di sfondare da questa... No, tenteremo appunto di sfondare da questa parte. Proprio così, per cercare di dare un supporto ai nostri uomini che attaccheranno dall'altra parte. Altri frombolieri pronti. Probabilmente stanno iniziando già il contatto a fuoco. Ok, opliti veterani mercenari sono pericolosissimi, quindi cerchiamo di buttarli al tappeto. Allora, stiamo avanzando. Perfetto. Ci sono altri opliti da questa parte che cercheranno di essere eliminati al più presto. Avanti, avanti, vediamo di bersagliarli come meglio possiamo. Intanto ancora procede l'ondata diretta dei nostri uomini. Hanno iniziato a far fuoco anche i nostri trabucchi dall'altra parte. Allora, i trabucchi vediamo di farli concentrare direttamente sul centro. Qui, perfetto. Anche le baliste magari vediamo di farle colpire da queste parti. E un altro trabucco proprio qui. Ok, in modo tale da essere più tranquilli ed eliminare queste unità come meglio possiamo. Intanto sprechiamo tutte le nostre unità di pietra. Attenzione! Le nostre unità vengono intercettate direttamente. Abbiamo perso un grande blocco di schermagliatori. Perché queste dannate mura non danno spazio? Non si vede un accidente. Andiamocene via, andiamocene via, andiamocene via da queste parti. Vediamo quello che abbiamo in questa zona. Vediamo di beccare proprio i nostri nemici dalle retrovie. E che lo sapevo. E non si vede un accidente. Questa città è alta davvero come il castello di Gondor. Non si vede un accidente. Allora andiamo. Meno male che sono stato abbastanza rapido a salvare i nostri uomini. Il nostro
nostro generale, vediamo di aiutare, di farlo rimanere sempre nel nostro gruppo. Però attenzione, questi uomini devono essere intercettati immediatamente. Mandiamo 2 unità per bloccare l'avanzata nemica. Intanto le nostre cavallerie facciamole tornare un attimino indietro. Andiamo in avanti con tutta la nostra truppa d'attacco per cercare di sostenere i nostri uomini. Allora, già abbiamo usato una buona quantità di munizioni. Vediamo di scontrarci, scontro diretto. Le cavallerie passeranno dall'altra parte. Attenzione, ecco che inizia il confronto a fuoco. Avanziamo con tutte le altre unità. Da questa parte cercheremo di continuare a supportare i nostri uomini. Perfetto. Allora, le unità che stanno iniziando il combattimento, cacciatori di teste. Vediamo di utilizzare la loro modalità per iniziare il combattimento. Perfetto. Avanti ragazzi, che forse riusciamo a farcela. Allora, altri frombolieri, vedremo di fargli fare fuoco direttamente su questa parte. Ancora avanzano finalmente i nostri uomini. Eccoci in attacco. Le nostre baliste adesso dovranno cessare il fuoco e concentrare il fuoco dall'altra parte. Tutti i nostri uomini d'attacco direttamente da questa parte. Inizia il contatto a fuoco ragazzi. Ecco che arrivano cannonate sul campo di battaglia. Si avanza. I nostri frombolieri tenteranno un assalto sempre nelle retrovie, proprio come potete ben notare. Avanti, 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 avanti. Da questa parte come sta andando? Vediamo di bloccare immediatamente questi maledetti. Ok, i nostri altri uomini stanno cercando di interagire con questi ultimi lancieri che si ritrovano da queste parti. Perfetto, qui come sta andando il frontone d'attacco? Stiamo cercando di sfondare delle unità a destra, delle unità a sinistra. Ancora spadaccini in avanti, vediamo di fare qualcosa. Ok, stiamo cercando di sfondare su diversi fronti. Probabilmente ce la stiamo facendo, però con molta difficoltà. Allora, vediamo un pochettino. Macchine d'assedio ancora pronte. Stiamo cercando di interagire con gli avversari. Vediamo un po'. Avanti, 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 avanti. I nostri lancieri, abbiamo anche degli spadaccini qui, perfetto. Allora, queste unità vediamo di farle concentrare direttamente su questa zona. Dove stanno vacillando? Dove stanno vacillando saranno queste unità, maledizione. Vediamo di attivare la nostra modalità frenesia. Intanto stiamo tentando la conquista diretta della agorà avversaria. Ecco appunto l'unità che stava vacillando. Vediamo di fare recuperare un po' di morale ai nostri uomini. Ok, procediamo verso il centro. Abbiamo anche delle ottime unità di frombolieri pronte da questa parte. Tutte le unità d'assedio dovranno concentrare il loro fuoco qui, proprio in mezzo. Anche le baliste e gli onagri d'assedio. Vediamo come sta andando. Qui ovviamente ritroviamo il generale nemico che tenta un assalto sempre nei riguardi dei nostri uomini. Intanto si continua con i frombolieri a colpire alle retrovie gli avversari. Da questa parte sull'altro frontone si sta continuando a colpire. Vediamo di riprendere mano alla balista britannica. Ok, allora cerchiamo di sfondare in città con questi uomini. Mamma mia, battaglia molto complicata. Allora, attenzione, le nostre unità stanno per essere colpite. Ragazzi, state sbagliando strada da questa parte. Concentriamo il nostro fuoco direttamente qui. Attenzione, gruppi di soldati scelti con spada tentano di fuggire immediatamente. Le nostre baliste ancora qui ragazzi. Cercate di far fuoco da queste parti immediatamente. Il nostro proiettile infuocato anche per le nostre baliste. Perfetto. Qui come sta andando? Attenzione, stiamo continuando l'assalto nei riguardi dei nemici. Vediamo se i nostri frombolieri riescono a gettare a terra questi ultimi maledetti, magari con il caricamento rapido. Attenzione, da questa parte altri frombolieri alleati che tentano appunto la distruzione delle unità nemiche. E ultimo assalto proprio sotto l'agorà nemica. Vediamo un po'. Arrivano proprio cannonate addirittura al di sopra del tempio di Atena. Eccolo qui. Attenzione, altro missile dall'alto, bomba esplosiva. Ancora i nostri uomini cacciatori di teste in combattimento diretto. Vediamo un po'. Perfetto, le unità di lancia ancora sono attive. Vediamo se possiamo utilizzare tutte le nostre mosse d'assalto. Perfetto, eliminiamo tutti gli uomini avversari. Il nostro generale in combattimento. Vediamo se possiamo ispirare magari un'unità e continuare il combattimento diretto contro questi uomini. Meno male che con le nostre unità stiamo riuscendo a beccare un'ottima quantità di avversari. Ottimo, vediamo un pochettino. Questi uomini ancora nelle retrovie stanno tentando un assalto diretto. Perfetto, grande mosse. Mamma mia, vediamo un pochettino gli onagri. Le baliste, vediamo quanti uomini hanno ucciso in totale. 80, 112. Sì, hanno ucciso davvero diverse unità. Allora, vediamo un pochettino. Ancora gli picchieri spartani. L'ultimo baluardo appunto tenta di resistere, ma a quanto pare non ce l'hanno fatta, nonostante la quantità ingente di veleno appunto distribuita ai nostri uomini durante il passato turno. Però sicuramente una grande vittoria per quanto riguarda la nostra grande fazione. Adesso tenteremo un assalto diretto a queste ultime unità che stanno tentando di fuggire. Le macchine d'assedio possono fermarsi, hanno già fatto il loro dovere. Vediamo di iniziare una bella caccia al nemico. Vediamo di inseguirlo proprio secondo gli ultimi prospetti di guerra. Ok, andiamo. Vediamo di beccarlo anche con le nostre cavallerie. Purtroppo le nostre baliste non hanno capito che devono fermarsi. Allora, vediamo di intercettare direttamente i nemici per cercare di far fuori il maggior numero di uomini possibili e vincere la nostra battaglia. Allora, continuiamo così per qualche secondo. A una delle nostre unità tutte le munizioni
munizioni. Va bene, cerchiamo di bersagliare anche l'ultima carovana nemica che sta per avanzare. Eccola qua, vediamo di colpirla immediatamente con i nostri uomini sulla linea, ecco, di fuga. Guardate qua, che figo, la via della morte. Ecco, appunto, i nostri uomini sono concentratissimi e tentano appunto di eliminare gli ultimi frombolieri loti che stanno cercando di fuggire con ormai il simbolo di Sparta al tappeto. Attiviamo anche la modalità caricamento rapido per cercare di eliminare gli avversari. Andiamo ragazzi, cerchiamo di non farli tornare a casa. Frombolieri loti 70 tentano di squagliarsela appunto tra gli alberi innevati, però non si può vedere ragazzi delle palme, eccole qui, tropicali completamente innevate, davvero un controsenso assurdo. Però si continua intanto con i nostri frombolieri. Noi ci becchiamo tra qualche attimo nella mappa di conquista. Bene ragazzi, siamo tornati finalmente nella nostra mappa conquista. Potete vedere che il nostro esercito, il volere di Andraste, si è ritirato dalla cittadina di Odessos, proprio perché la città è stata liberata proprio come la precedente, ovvero la cittadina di Anteia. Non avevo alcun interesse a conquistare tutta la traccia, proprio perché, come vi ho spiegato, Naissus appartiene direttamente ai Triballi. Eccoli qua, e sicuramente non ho intenzione di intraprendere una guerra sanguinosa proprio presso queste montagne nebbiose. E quindi ho intenzione di rendere queste ho avuto intenzione di rendere queste due cittadine libere, in modo tale che abbiamo anche due alleati su questo frontone e non abbiamo particolari problemi per i prossimi turni. Intanto si ricorda questo maledetto agente Gorgo, che ha attaccato il nostro esercito dei vincitori di Obrauco, il quale ha subito davvero grandi perdite nonostante la battaglia. Però adesso dobbiamo dare un'occhiata al sud. La cittadina di Creta è l'ultima città che rimane agli Spartani e sicuramente potremmo conquistare tutta la provincia di Hellas ottenendo questa città. Però, visto che ritroviamo da queste parti cartaginesi, una flotta della Libia, ritroviamo anche il prescelto di Duberdico, ovvero i Lusitani, sicuramente l'obiettivo di guerra sta per essere ultimato. Potremmo incentivare ancora questa sorta di attacco, potremmo quindi costringere gli Spartani a ritirarsi alleandoci con i Serianica, eccoli qua, l'orgoglio di Agamennone, magari costringendoli oppure ottenendo una sorta di accordo per farli partecipare alla guerra. Allora, vediamo un pochettino. Sirianica, visto che hanno due eserciti lì sul fronte, nella vecchia Libia, vediamo di contendere magari una bella partecipazione di guerra contro Sparta. Vediamo se riusciamo a farcela. Probabilità di successo moderata. Vediamo se con un bel pagamento possiamo schiarirgli le idee. Vediamo un pochettino con 2300 monete. Perfetto. Se la proposta sarà accettata, questa fazione si unirà alla tua guerra contro le fazioni nella lista. Quindi vi saluto, come si addice alla vostra reputazione. Ora amico, parlate apertamente, così che possiamo iniziare le contrattazioni. Sicuramente abbiamo un accordo commerciale e quindi sarà facile iniziare una bella guerra contro Sparta anche da parte dei nostri sirianici. Perfetto, adesso sicuramente l'obiettivo di guerra verrà imposta come obiettivo di guerra, eccolo qui, verrà riconfermato dai nostri amici e tenteranno quindi di conquistare questa bella zona, in modo tale che noi possiamo finalmente concentrare tutte le nostre forze verso nord e verso la nostra cara Suebbia. Allora, intanto queste due unità dovranno ritirarsi. Prima questo esercito, non facciamo errori ragazzi, perché davvero qui una formica può diventare un gigante. Quindi questi dannati qui, i nemici di Circe, cioè i nemici della nostra grande maga che ha trasformato in maiali il nostro caro amico Ulisse, vediamo di ucciderli, perché Circe era brava. Quindi perché siete nemici, amici miei? Vediamo di farli a pezzi, magari avanzando con il nostro volere di Andraste. Siamo in territorio alleato, il recupero è lecito, quindi non ci sono troppi problemi. Allora, questi sicuramente ci seguiranno fino alla fine, perché gli abbiamo dato la libertà e sicuramente è un valore importantissimo. La cittadina di Pulpudeva tra poco verrà seguita dal nostro esercito dei vincitori di Obrauco, quindi l'ordine pubblico ritornerà normale. Allora, in Macedonia, visto che non ci sono più problemi con l'impero spartano, vediamo di convertire al più presto questa vecchia officina del bronzo che l'avevo costruita solo per precauzione. Allora, dobbiamo concentrare adesso molto sulla nostra economia. Dopo aver sistemato l'ordine pubblico qui nel sud, cercheremo quindi di rinnovare il nostro apparato economico molto bene. Guadagniamo 6.000 monete al turno, però certamente sempre si può migliorare. Con la nostra IATA, amministrazione consiglia agli ufficiali locali, aumentando così la pressione fiscale, contribuendo allo stesso tempo a proteggere gli insediamenti locali contro le azioni degli agenti. Perfetto, pressione fiscale aumentata di 100 monete. Reclutiamo un altro dignitario se possiamo, un'altra nostra amica, magari un ragazzone che allora 5% della ricchezza cultura, vediamo un po'.
Arruolamento, amministrazione civile, alla pressione fiscale. Ok, perfetto, la nostra grande amica ci aiuterà. Perfetto, vediamo di passare ragazzi il turno e vedere un pochettino quello che accadrà nei prossimi anni. Cerchiamo se possiamo di eliminare questo maledetto dignitario nemico, magari con un tiro di precisione. Vediamo se abbiamo la possibilità di farlo a pezzi. Assassino non è riuscito, purtroppo l'abbiamo mancato. Tiro di precisione, il nostro amico mi sa che gli manca qualche grado della vista e l'abbiamo sbagliato purtroppo. Va bene, non ci fa niente, vediamo se possiamo avanzare di turno ragazzi e attendere quindi il prossimo anno. Allora, come avete visto in questi ultimi giorni mi sono concentrato molto su Rome 2 Total War, proprio perché voglio continuare questa campagna, mi piace sempre di più nel momento in cui la portiamo avanti. Attenzione, intanto Sparta combatte contro gli eserciti qui circostanti, vediamo quello che intende combinare, sicuramente quindi verrà sconfitta. Comunque adesso voglio portare avanti, come vi ho detto ragazzi, anche Thief, perché sicuramente siamo fermi in un punto da diverso tempo e voglio proprio portarlo avanti. Anche attenzione, 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 gli RDA ancora, maledizione, hanno attaccato la nostra cittadina di Apollonia mentre noi ci mettiamo a parlare. E allora, l'artiglieria difensiva è disponibile con gli edifici di alto livello della capitale della provincia, quindi non abbiamo edifici difensivi, abbiamo esclusivamente ragazzi 2000 unità circa, anzi forse un poco più di 2000 unità contro tutta questa orda di nemici. Certamente se combattessi la battaglia in maniera, come dire, in maniera veloce otterrei una vittoria pirrica, quindi perderei certamente tutte le mie unità, certamente. Però questa battaglia è una battaglia che la voglio combattere, quindi vediamo un pochettino, annulliamo la risoluzione automatica e ci prepariamo proprio al conflitto contro gli RDA nuovamente ragazzi, pronti quindi al combattimento sempre per la difesa di Apollonia. Meno male che ho reclutato gli opliti veterani, tenteremo quindi di farcela, abbiamo anche qualche imbarcazione, qualche altra unità di guarnigione e tenteremo quindi la difesa nuovamente della nostra grande cittadina. Prima di lasciarvi, proprio perché questa battaglia la vedrete all'interno del prossimo gameplay, vi voglio appunto dire che nei prossimi giorni arriveranno dei gameplay di Thief, come vi ho detto, poiché è un gioco che voglio portare avanti, che siamo fermi davvero da tanto tempo, e certamente continuerò Formula 1 2013, ancora non ho avuto modo di giocare le qualifiche, però cercherò al più presto di farle, proprio perché voglio vedere se in Italia riusciremo a vincere. Comunque vediamo quello che possiamo fare ragazzi, mi raccomando fatemi sapere la vostra opinione tramite un voto e un commento. Ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay con la nuova battaglia di Apollonia. Ciao a tutti!